Non era la prima volta che i vigili del fuoco intervenivano in via Girotte, a Codevigo, a casa di un anziano 74enne solo. Nella prima occasione si è trattato di un principio di incendio, domato in pochi istanti. Questa volta però la casa è stata completamente divorata dalle fiamme. Tutto sarebbe partito dal camino acceso per riscaldarsi, unica fonte di calore presente in casa. E così i pompieri hanno lavorato tutta la notte fino al giorno per spegnere il rogo. Il proprietario della casa, rimasto solo da quando la moglie è stata trasferita in casa di riposo, si è gettato dal primo piano per mettersi in salvo. Una situazione precaria quella in cui viveva, senza elettricità né un cellulare, isolato dal mondo, tant'è che ha dovuto suonare il campanello ai vicini di casa per chiamare i soccorsi. È venuto qua, ha suonato il campanello a mia mamma e ha chiamato aiuto e abbiamo chiamato i pompieri. Era bagnato, quindi mio fratello gli ha dato tutta la ginnastica per cambiarsi. E non era la prima volta. No, è successo un mese fa, però non a questi livelli. Aveva preso fuoco il divano, però è spento in mezz'ora, insomma. E che tipo di persona è? No, tranquilla. Vive da solo, ma è una persona tranquillissima. E lui è proprio solo. Non hanno figli né niente, proprio vive da solo. E non ha il telefono, Non ha telefono, non ha acqua, non ha luce, non ha gas, non ha niente. L'anziano, rimasto intossicato e dolorante per la caduta dal primo piano, è stato poi trasferito in ospedale per tutte le cure del caso. Una volta dimesso, però, non avrà più una casa in cui andare, un letto su cui dormire, visto che il suo è andato completamente in fumo. Si tratta di una persona fragile e sola che si faceva anche oltre 2 ore di camminata per andare a prendere l'autobus a Piave di Sacco per far visita alla moglie. Una situazione difficile che l'amministrazione comunale di Codevigo seguiva già da tempo. Da circa un anno che questa famiglia viene seguita dai servizi sociali del comune di Codevigo. Un anno fa è stata fatta una serie di interventi proprio per tutelare la moglie del signore in questione, tant'è che è stata ricoverata in una struttura e molto probabilmente il fatto di essere da solo sta accentuando un po' quelle che sono delle problematiche personali che questo signore presenta. I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente dalla notte al primo pomeriggio per spegnere le fiamme. Fortunatamente i suoi 2 gattini e le galline sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Ora bisognerà trovare una sistemazione permanente per il 74enne. Circa un mese fa, con un precedente analogo a questo, ma molto meno invasivo dal punto di vista dei danni che ha fatto, al pian terreno era scoppiato un inizio di incendio. Da lì la decisione assieme ai servizi sociali di portare il signore in una struttura dove però è rimasto 5 giorni e poi se n'è andato ed è tornato a casa. Molto probabilmente i fatti dimostrano che la problematica adesso non è solo dal punto di vista sociale ma è anche sanitaria per alcune patologie che questo individuo presenta. Adesso nei prossimi giorni finché è ricoverato aspettiamo di vedere quale soluzione trovare dalla prossima settimana.